Scatman's World. Siamo in Indianapolis, ragazzi, secondo posto in griglia. Purtroppo Miller ha preso la pole position, ragazzi, della questa stagione teniamo difficoltà normale, dalla prossima andiamo a difficile, così almeno ci facciamo tutti tracciati tranquilli. Dai fioi. Anche questo tracciato strafavorevole al Comendone. Ricordo sempre che la parte centrale della stagione è sempre stata la mia parte, ripeto, Catalogna, Sachsenring, Assen, Indianapolis, Brno. Sono le tipiche e maestose gare comundiali, però è chiaro che basta una caduta e te in cura. Prima quella proprio presa malissimo, peggio di così non si poteva, attenzione, dobbiamo abituarvi, il Fena, sarebbe bello stare davanti al Fena nel mondiale, ma purtroppo gli ha fatto tanti punti all'inizio, io all'inizio ho fatto schifo anche con la squalifica di Austin, quindi sarà molto molto dura. Ovviamente per il mondiale la vedo una cosa proprio impossibile, poter vincere il mondiale è una cosa che la vedo molto molto difficile. Attenzione Cornflakes a superare il Corn. C'è Fenati e Marquez. E non stiamo guidando bene come in qualifica, incredibile. Beffa come indiana, calma ragazzi. O forse la moto non è perfetta, non ha il setup perfetto per la gara negli States. Dai cazzo, dopo la grande vittoria del Sachsenring dovevamo riconfermarci almeno sul podio, cazzolina. Ciao Cornflakes, ciao Corn. Popcorn Flakes. C'è il Marquez taroccato da superare. Primo giro completato in quel di Indianapolis. Dai, come tira fuori il massimo. Dai, vai, prendi la scia. Cazzo, una gomma è già andata. Perché forse è rossa, non capisco se è usurata o cosa, ma una gomma, la gomma posteriore sembra già abbastanza rovinata. Problemi per Veneziano, ragazzi. Problemi per il bene. Non sono accorto nella telecamera, però in questa mi sembra che la prima... Attenzione Marquez, cosa fa Marquez? Mi guarda il pacco Marquez. Quinto posto, non riusciamo a sbloccarci, porca mignottona. Gara, non me l'aspettavo una gara così difficile. Non me l'aspettavo proprio. No, qua rischio di tagliare, mamma mia, meno male che non mi ha dato attenzione. E il Fena lo superiamo, ciao Fena. Ciao Fena. No, eccolo là di nuovo l'errore, siamo di nuovo quinti. Niente, non c'è il ritmo a Indianapolis, non c'è il ritmo giusto a Indianapolis. Sembrava tutto troppo bello per essere vero, invece Sachsenring e Assen, due belle gare, ma non mi sto riconfermando a Indianapolis. Forse la gara dove vado proprio meglio in assoluto. Non capisco il perché, onestamente. Ciao Fena. Perché devo fare un giro e un giro e un quarto da urlo, dai. Marquez, si può superare anche Marquez. Beh, siamo come all'interno. Ciao Marquez taroccato. Ciao. Terzo posto. Però i primi due sembrano veramente in fuga. Giro, record di Gattosino. Prima quello che prendiamo sempre bene. Oh, giro record di veneziani, intanto qua erroraccio del Cube. Purtroppo errore del venezianone. Vai Cubello. Scusate ragazzi, è un momento di panico. Niente, siamo sempre al terzo posto e anche a fatica. Dai, speriamo in Bagarda, ma no, Cube, no, ste robe, eccola qua, me la merito. Me lo merito l'errore, me lo merito proprio, ma porca di quella porca. La moto però oggi non sta rispondendo
come al Saxa. C'è qualcosa che non va. Ho buttato via anche il podio per tentare di vincerla e ho fatto la cagata clamorosa. Ho scritto che di cadere, è andata anche bene. Vai. Va bene. Pazienza. Che nervi però, che nervi. Nervi a più non posso, perché veramente potevo arrivare tranquillamente tra i primi tre. Niente da fare, quinto posto amarissimo Indianapolis, proprio amaro. Anche Fenati davanti a me, ma fanculo. E il come vola. A cagarla. Che rabbia, che rabbia. Tra breve la regia ci porterà. Che erroraccio, infatti che siamo quinti a 108 punti e abbiamo una cinquantina da Fenati, la vedo veramente impossibile superare. Ragazzi, purtroppo qualificazioni indegne, sono andato a sbattere e tac, ultima posizione in griglia. Sapete che ho solo un giro e stavolta l'ho sfruttato davvero male. E la cosa mi fa girare abbastanza i coglioni. 34esimo posto, sarà una rimonta quasi impossibile, ma Vernon è uno dei miei tracciati. Qualifiche bagnate, qualifiche sfortunate. Ok ragazzi, per cortesia cerchiamo la remontata e si va. Oh, è anche bello vedere un po' quell'indietro. La principessa, sì, eccola qua la principessa. Tarallucci. Mamma mia, scusa, Tarallucci. C'è anche McLaren ragazzi, McLaren da superare. Dai, come di rabbia adesso, di rabbia, cazzo, di rabbia. Il malesiano di merda. Ciao malesiano. Bastardini e loi. Siamo già 20esimi, dai, c'è anche Aia che male. Bastardini e Aia che male. Purtroppo io mi sono messo di fare solo un giro a prendere la cosa più difficile, però si sbaglia, cioè in culo. Rosy Binder. Attenzione, c'è la piccola Rosy. Rosy Binder. Mesba e Che Guevara, Mesba e Che Guevara e Granatina e Granita e McChicken. Mamma mia che rimonta come indiana, che rimonta veneziana. Chiaramente per il podio sarà praticamente impossibile, però per non ripeto, uno dei miei tracciati favoriti, quindi tutto è possibile in realtà. C'è Figa Bagnata e Antonelli. In testa alla corsa, Milner, al secondo posto Rino Gattuso, al terzo posto Fenati, il Cumen e rimonta. Vai, superiamo anche Antonelli, dai che siamo tutti qua comunque, dai che per un tracciato lungo che mi può dare possibilità di recupero, dai. Brava Giovanna, brava. Mamma mia, con Figa Bagnata, che duello con Figa. Già è dura dal 12esimo posto, è già dura superare, incredibile. Cosa ho buttato via, poteva essere la vittoria del... Veramente, lasciamo perdere. Clark Kent e Oliva, ascolta, un momento di panico, il comandante sta vaneggiando più del solito, bene. Clark Kent e Oliva ragazzi, Clark Kent e Oliva da superare. Il fastest lap di Marquez. Attenzione. Ma porca di quella porca. Dai, come pompa. Cazzo, nono posto, siamo forse ottavo. Vasquez, c'è Vasquez ragazzi, siamo contro Vasquez e più avanti Cornflakes. Mamma mia, brutto errore qua del Cume, purtroppo. Dai Cume. Non c'è niente da fare, non riesco a trovare il ritmo, però siamo partiti troppo indietro, c'è poco da fare.
C'è ancora tanto da lavorare in casa Sky con Veneziano. Questo sbarbatello di 18 anni. Erroraccio scandaloso. Siamo alla fine anche del secondo giro, però non riesco. Cioè, faccio fatica a superare anche il settimo, cazzo. Ciao. Anche vino, anche il grande vino. E c'è vino. Vado meglio con la pioggia, incredibile. Vado meglio con la pioggia. Il pioggione come andiamo, ragazzi. Final lap, mi rompe le balle. Vasquez. Giro record di Miller, settimo posto, male. Purtroppo pago le qualifiche, è chiaro. Qua Vasquez mi risupera. Non sto guidando al massimo. 2 gare che pensavo di fare molto meglio per Indianapolis. D'altronde l'acuto c'è stato al Sachsenring ad Assen. Il tipico e classico acuto comendiere. Bravo, dai, non teniamo al settimo posto, cazzo. E che cazzo. Dai, porca miseria, dai. Purtroppo il sesto e il quinto sono molto indietro, sono molto avanti. Oso. Bravo Kuma. Dai. Che sofferenza però. Bruttissimo anche questo, veramente brutto. Problemi tecnici per Veneziano. Incredibile. Anche per questo la moto non andava, allora ritirati, cosa devo fare? Il parco chiuso comincia a popolarsi con Si è il ritirato qualcun protagonista altro? della gara, ma prima guardiamo rapidamente la classifica finale. Solo Veneziano, incredibile. Vediamo la classifica. Sesto posto con 108 punti. Raga, un saluto dal commendore Veneziano. Ciao! Commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Commenda Veneziano, lo youtubers italiano.